Buonasera a tutti, benvenuti. Avete sfidato un po' questo freddo di fine estate. Buonasera, grazie per aver scelto questa serata per stare in nostra compagnia. Lo scorso anno il focus era solamente sulla Sardegna, quest'anno c'è stato questo incontro tra Okinawa e la Sardegna. Racconteremo con dei grandissimi scienziati un po' la cifra di questo format, quali sono le peculiarità, diciamo le assonanze e le divergenze eventualmente tra queste due blu. Ringrazio il Consorzio Costa Smeralda e Penisola di aver contribuito a questo evento per il secondo anno di seguito. Ringrazio anche comunque Mereu Auto e Sensai, che è un marchio giapponese che ci ha aiutato, e anche Alturnus che si deve tornare. Veramente una favola contemporanea, no? In questo centro per signore anziane, dove c'è questa idea di inclusività proprio delle amiche che chiedono all'animatore: valla a prendere perché sta soffrendo da 3 anni e non viene più con noi. Quindi questa idea che intanto si può invecchiare e bene soltanto all'interno di una comunità, quindi una rete di relazioni sociali importanti. E poi una favola, perché da questo video, come avete visto, che è diventato virale, è nato poi un grandissimo successo, quindi vengono invitate le signore ai festival. In tutto il mondo sono famosissime. Sono diventate veramente dei miti anche per i bambini, si radunano folle ai loro concerti. Quindi e poi in un certo senso veicolano il messaggio comunque di Okinawa, fondamentalmente. Assolutamente. Quello della longevità, della vita, quindi è stata una cosa... colpo di genio fondamentalmente. Decisamente, quindi ringraziamo ancora Victor Cruz, il regista, per il video, e Pietro per l'adattamento, diciamo, in sintesi. Come nasce l'idea di un Longevity Fest? Te lo chiedo, e dopo invitiamo sul palco gli esperti che entreranno un po' più nel merito delle questioni anche scientifiche. L'idea di un Longevity Fest nasce da un'esigenza della distribuzione di prodotti indipendenti come questo. Io avevo questo club dei centenari che comunque aveva girato dei festival, però ho detto questo contenuto può fare qualcos'altro, quindi nel 2021 feci un evento a Milano che si chiamava Ogliastra Isola della Longevità, e da questo format poi nacque da quell'embrione nacque il Longevity Fest, proprio perché ebbe un grandissimo riscontro ed ebbe tantissime conferme, una rassegna stampa enorme che poi mi convinse comunque a creare qualcosa che potesse avere una continuità. Beh, non solo, perché chiaramente l'eco mediatica fu veramente grande, hai attirato anche fotografi del calibro di Oliviero Toscani, per esempio, che con te hanno ritratto molti centenari, insomma, grande fotografo, piaccia o non piaccia, sì, come personaggio. Quella è una storia, nel senso che quello era un contatto che avevo, esatto, e non ho mai utilizzato perché lavoravo da Chiambretti. C'è, credo, una mostra che sarà... Forse che stiamo sarà aspettando all'estero a breve. A Londra, proprio con questi ritratti che insieme Pietro e Toscani hanno fatto di persone in giro per la Sardegna, in particolare in Ogliastra. Benissimo. Allora, adesso entriamo nel vivo. Dicevamo, parleremo quindi di longevità, che cosa si intende per longevità, perché non basta, insomma, invecchiare, quindi mettere una tacca in più sul calendario nei giorni del compleanno per poter dire di essere invecchiati bene, quindi di crescere bene. Ne parliamo proprio con 3 ospiti illustri che invito a prendere posto con noi. Cominciamo con Craig Wilcox, benvenuto. Hello. Please join us on the stage. Thank you. Lui è professore di medicina geriatrica, quindi gerontologo all'Università Internazionale di Okinawa, autore di numerosi studi e libri
Vi cito soltanto il più recente, anche perché è stato tradotto in italiano, quindi The Okinawa Way, quindi Okinawa, la comunità dei centenari, e parliamo quindi di un'altra isola che ha dei tratti in comune con la nostra, e poi vedremo. E ancora Giovanni Scapagnini, benvenuto, ben trovato, docente di nutrizione clinica all'Università degli Studi del Molise, nonché fondatore e vicepresidente attualmente della Società di Nutraceutica Italiana, autore di numerosi libri, lo stesso anche fai molta divulgazione anche in TV, ti vediamo spesso a Uno Mattina, e quindi vi cito giusto l'ultimo perché è molto interessante, poi parleremo anche di questo, magari l'Eden sommerso, viaggio nella scienza delle alghe, praticamente un viaggio in questa scienza di cibi nuovi, di novel food, tra alimentazione, longevità e sostenibilità. Non a caso si parla di alghe come cibo sommerso, in collaborazione quindi con il professor Francesco Cinelli, famosissimo insomma nel mondo della biologia marina. E tu giochi in casa, per questo mi sono permessa di chiamarti per ultimo, Gianni Pes, professor Pes, medico ricercatore dell'Università di Sassari, a cui si deve peraltro non solo l'inizio di questi studi interessantissimi sulla longevità, sulle percentuali, sulle concentrazioni di centenari in Sardegna, ma proprio il termine stesso di Blue Zone, perché quando si parla di territori, di comunità demografiche, di luoghi geografici con un'alta percentuale, quindi in cui in proporzione alla popolazione il numero dei centenari è importante, è notevole, proprio Gianni Pes ci ha messo del suo anche nella codifica dell'individuazione di questi luoghi. Si sente? Sì. Il nome di zona blu, quindi in inglese Blue Zone, nasce oltre 20 anni fa. L'ho raccontato tantissime volte, però viene sempre richiesto direi fare... quasi 30, no? Ecco, sì, certo, non ho nessuna difficoltà a ripetere com'è andata la storia, cioè alla fine del secolo scorso, posso dire nel 1999, studiavo la distribuzione della mortalità in Sardegna, perché io nasco come epidemiologo, quindi l'epidemiologia studia questi aspetti anche statistici, e mi aveva colpito un fatto che non era stato fino a quel momento messo in luce da nessuno, cioè nella parte centrale della nostra isola, quindi nella parte montuosa, la mortalità era del 20% più bassa. A quell'epoca la cosa mi aveva davvero colpito, avevo cercato di vedere se altri avevano segnalato questo fenomeno, ma nessuno l'aveva fatto. È una cosa davvero inspiegabile, ma neanche a livello nazionale, cioè demografi famosi o statistici che si occupano di queste cose. E quindi io pensai che se la mortalità era bassa, il numero delle persone che arrivavano ad un'età avanzata dovesse essere elevata. E quindi ho cominciato all'inizio, lo devo confessare, in maniera un po' dilettantistica, no? Leggendo i trafiletti dei giornali. Voi sapete, no, che quando uno arriva all'età di 100 anni, molto spesso sul giornale locale compare il trafiletto. Ecco, non solo, da giornalista ti devo dire che sono gli articoli che anche online sono letti di più, perché è bellissimo, no? Anche solo emotivamente partecipare al compleanno di un centenario. Quindi ogni volta che qualcuno compie 100 anni ti chiedono facciamo l'articolo, sì, è un successone. Quindi ti capisco. Ho cominciato a fare il raccoglitore di questi trafiletti, e adesso dopo oltre 20 anni, anzi 24 anni, ne ho 16.000 a casa mia, tutti classificati nei faldoni, quindi ho bisticciato varie volte con mia moglie, la quale minaccia sempre di buttarli nel fuoco. Ho detto no, aspetta almeno che vada in pensione oppure che esca fuori dal sistema, allora puoi farne quello che vuoi, però ci tengo perché è stato un lavoro fatto con passione. Poi però col tempo ho cercato di essere un po' più professionale, cioè ho iniziato a visitare i comuni. Voi sapete che in tutta l'Italia, è un sistema diffuso, esiste l'ufficio, quello che un tempo era l'ufficio di Stato civile di anagrafe, adesso si chiama ufficio dei servizi demografici, dove sono conservati i registri, anche quelli risalenti a subito dopo l'Unità d'Italia, dove ci sono gli atti di nascita e di morte di tutti i cittadini italiani.
E quindi ho iniziato a raccogliere questi dati per trovare i centenari, non soltanto quindi quelli viventi, ma anche quelli vissuti in passato. E quindi ho presentato per la prima volta questi dati in Francia nell'ottobre del 99 e non sono stato creduto, perché il numero di centenari di questa area centrale della Sardegna era talmente elevato che diciamo svettava in Europa rispetto a tutte le statistiche nei paesi che dispongono di queste statistiche. Quindi la cosa stava finendo male, perché la mia diciamo, carriera scientifica rischiava di subire non dico un tracollo, ma c'è stato un demografo. C'è stato un demografo che apparteneva cioè era nella segreteria così organizzativa del convegno, il quale era scettico come gli altri, devo dire la verità, però ha detto: beh, facciamo un patto, io vengo in Sardegna, tu mi fai vedere questi documenti che sembrerebbero avvallare un numero molto elevato di centenari, e se, come credo, ti sei sbagliato, non devi più partecipare a convegni scientifici, altrimenti invece facciamo altro. E quindi nel gennaio del 2000, quindi pensate quanto tempo è passato, venne in Sardegna, abbiamo controllato gli uffici di tutti i comuni. In Sardegna noi abbiamo 377 comuni, quindi io credo di essere uno dei pochi sardi, lo dico con che ha girato tutti i comuni. Che ho girato tutti, ecco, li ho girati tutti. E però non c'era il computer, non avevate il computer. Non avevo il computer, naturalmente avevo soltanto una mappa cartacea della Sardegna, avevo un pennarello di colore blu, quindi il nome di zona blu dipende davvero, è andata così, dal fatto che io segnavo con un puntino blu i comuni dove il numero di centenari superava una soglia. Quindi è un po', come dire, casuale questa scelta. Alla fine, a furia di parlare col collega demografo, dicevano: ecco, qui c'è una zona blu, qui c'è un'altra zona blu, perché era un puntino, un cerchiettino blu, e così è rimasta. Adesso in tutto il mondo si parla di zone blu. Pensa per se questo si motivo. chiamava zona gialla, che brutto. Invece il blu è anche un bel colore. Meno male che avevo il pennello assolutamente, è andata alla grande così. E allora, da che cosa sono caratterizzate queste zone blu? Nel senso, ci hai spiegato molto bene che c'è una grande concentrazione di centenari, quindi la vita è lunga, e possiamo dire anche in salute di queste persone che raggiungono l'anzianità e la super anzianità. Certo, prima di rispondere volevo però precisare il fatto che la prima zona blu effettivamente era quella sarda, però in seguito popolazioni presenti negli altri continenti hanno iniziato a chiamarle zone blu. Ecco perché il termine si è allargato e adesso viene universalmente utilizzato. E quante sono? Diciamo che ci sono 4 zone blu ufficiali, nel senso che la Sardegna, devo dire non tutta la Sardegna, soltanto la parte centrale, quella che insomma i sardi lo sanno, si chiama Ogliastra, anzi non tutta l'Ogliastra, soltanto la parte montuosa e una parte della Barbagia. E poi naturalmente abbiamo un'isola greca, si chiama Icaria, qualcuno di voi si ricorderà, no? la leggenda di Icaro. Ecco, Icaro, il nome di Icaria deriva dal fatto che secondo la leggenda Icaro precipitò in quel tratto di mare. Poi naturalmente abbiamo una zona della Costa Rica, quindi America centrale, si chiama Nicoya, penisola di Nicoya. E poi naturalmente l'ultima è Okinawa, di cui abbiamo sentito parlare poco fa. E devo dire, per poter studiare a fondo la zona blu sarda abbiamo creato, diciamo nel 2016, un osservatorio, cioè l'osservatorio della longevità. La funzione di raccogliere, quindi partecipano delle persone locali che mi aiutano a raccogliere dati demografici, ma dati anche sulle famiglie, sulle persone longeve, quindi singoli centenari, persone che hanno raggiunto e superato l'età di 100 anni, e quindi grazie allo sforzo collettivo di questi vari collaboratori siamo riusciti a tracciare un quadro. Diciamo subito, non ci interessa più tanto l'arrivare a 100 anni, perché naturalmente anche chi arriva a 90 anni... Ci interessa proprio superarli. Ci interessa superarli, però insomma consideriamo un fatto, non ci pensiamo. In Italia soltanto dal 3 al 4% di persone arrivano a 90 anni. In questi villaggi di montagna c'è il 12-15%, quindi la proporzione di persone che possono arrivare ad un'età avanzata è superiore a quella della penisola italiana. Quindi abbiamo un primato che, devo dire subito, così magari poi verrà sviluppato, interessa soprattutto il sesso maschile. Nel resto del mondo, però, contrariamente da quanto si poteva immaginare vedendo un documentario con solo donne, certo. No?
Sì, perché allora, in tutto il mondo le donne, voi sapete, non vivono da 5 a 7 anni di più rispetto agli uomini, e quindi arrivati all'età di 100 anni si trovano, per ogni centenario di sesso maschile ci sono 4-5 centenari di sesso femminile. Ecco. In Sardegna no, il rapporto è di 1 a 1, quindi c'è un vantaggio maschile che abbiamo cercato in vari modi di interpretare. Quindi non è che se sono localizzati in queste aree, no? Queste percentuali così importanti di persone super anziane, di centenari, c'è un fattore genetico, e se sì, quanto conta rispetto a quello ambientale? Quando ho iniziato gli studi all'inizio di questo secolo, la gran parte dei miei colleghi in Sardegna, anche qualcuno naturalmente a livello nazionale, pensava che la spiegazione del fenomeno sardo fosse prettamente genetica, cioè ci fosse qualche gene. No, tutti noi sappiamo più o meno che la genetica della Sardegna è particolare, siamo stati isolati per tanti secoli, c'è stato il fenomeno dell'endogamia, cioè ci si sposava all'interno dello stesso della stessa comunità, dello stesso gruppo, comunità, eccetera. Quindi tutto questo potrebbe aver selezionato teoricamente, no, dei geni favorevoli per la longevità. Però quindi all'epoca si parlava di un 25-30% della durata della vita spiegata dai fattori genetici, però progressivamente mi sono reso conto, no, partecipando ai convegni scientifici, che questa percentuale andava sempre calando, cioè nel convegno successivo si diceva no, soltanto il 20%, poi qualcuno ha pubblicato degli articoli, no, soltanto il 16%, adesso ho letto degli articoli scritti da genetisti, attenzione, quindi non sto truccando i dati, cioè i genetisti dicono no, ma soltanto dal 6 al 10%. In ogni caso non c'è molta, come dire, ancora non è chiaro quanto conti l'aspetto genetico, ma la vera come dire, notizia buona è che c'è un fattore ambientale molto importante. Perché buona? Perché su quello possiamo influire, certo, ecco, ovviamente. questo io ci tengo a sottolinearlo, cioè noi non possiamo modificare per il momento la nostra genetica, cioè la genetica è quella che, che abbiamo ereditato dai nostri genitori, e ci vorrà del tempo per poter agire sulla genetica che abbiamo ereditato, mentre sui fattori non genetici possiamo agire, cioè sono i fattori modificabili. E i fattori modificabili sono tante cose, sono l'attività fisica che facciamo, quello che mangiamo, quindi la dieta, e anche il fatto di stare dentro la comunità, i rapporti sociali che intervengono, quindi tutti questi fattori su cui possiamo agire, non dico per vivere più a lungo, ma per vivere meglio. Oggi nella letteratura si dà molto più peso non tanto alla lifespan, cioè la durata della vita, ma alla health span, cioè la durata della vita in salute, quanto tempo noi passiamo della nostra vita con una buona qualità della vita. Assolutamente. Ho letto una tua intervista in cui dicevi che, poi passo anche agli altri, che c'è una scaletta e quindi ho un senso logico nelle domande che sto facendo. Concludo con te, quindi ho letto una tua intervista in cui dicevi che però le zone blu, le blue zone non sono statiche, c'è in qualche modo una dinamica, no? Ecco, quali sono le novità da questo punto di vista? Ma le novità, per quanto riguarda la Sardegna, la novità è questa, che se io devo confrontare i dati che avevo 20 anni fa e quelli che posso raccogliere adesso, si vede quasi una modifica della geografia della longevità, cioè alcuni comuni, fermo restando che i comuni dell'Ogliastra restano sempre al top, no, della lista della longevità, però alcuni comuni che non erano particolarmente longevi 20 anni fa sembra che lo siano diventati. Il caso più clamoroso è quello, l'avete letto sulla stampa, di Teulada, che è lontanissima dalla zona blu, però che è un'area piuttosto interessante dal punto di vista della longevità, e devo dire questo, purtroppo non ho dati recenti a disposizione, anche in Gallura sembra che ci siano delle isole di longevità. Tra l'altro una sembrerebbe che sia proprio Arzachena, quindi siamo vicini, però non ho fatto degli approfondimenti, perché la mia attenzione è stata immediatamente attirata dall'Ogliastra, quindi ho svolto la mia attività lì, trascurando colpevolmente. Ma c'è tempo, c'è ci tempo, rifaremo. Sì. Tra l'altro, insomma, essendo io di Teulada e Gallura is the new blue. piacere. E così mi servi su un piatto d'argento la possibilità di fare una domanda a Giovanni Scapagnini, perché parlavamo quindi di genetica da una parte e fattori ambientali dall'altra, ma quali sono questi fattori ambientali? Più o meno, allora, innanzitutto buonasera e grazie dell'invito. Devo dire che tra
Pietro è fantastico, mi ha invitato sia all'evento di Milano che all'evento precedente, quindi mi sento quasi praticamente a casa in questa circostanza. Veterano della manifestazione, veterano sia pur del giovane. che devo dire sempre meglio. Allora, il professor Pes, Gianni, ha già in qualche modo introdotto gli elementi ambientali in grado di impattare fortemente non solo sulla lunghezza della nostra vita, ma soprattutto sulla possibilità di invecchiare in maniera salubre, che come dicevamo è evidentemente uno degli obiettivi principali della vita di ognuno di noi. E io mi occupo di nutrizione e sicuramente l'alimentazione rappresenta tra le variabili ambientali una degli elementi più interessanti su cui concentrarci da un punto di vista degli studi, per un semplicissimo motivo, perché è un qualcosa che può essere trasferito a ognuno di noi con una certa relativa semplicità. Evidentemente l'attività fisica, posso iniziare a specificare da subito, non ha niente a che vedere con lo sport, che da tutti gli studi, soprattutto sport agonistico, rappresenta spesso un problema di invecchiamento, un effetto di difetto. Prova a tenerlo fermo, altrimenti ti porto il altrimenti era perfetto, ecco, sì, esatto. Bene, e lo sport, che noi spesso confondiamo con il concetto di attività fisica, e soprattutto alcune tipologie di attività sportiva rappresentano per certi distretti del nostro organismo un elemento invece di accelerazione dei processi di invecchiamento. Io ho avuto l'onore, la fortuna di visitare Pelé e poverino era veramente ridotto malissimo da tutti i punti di vista, soprattutto articolare. Vabbè, questo è quindi noto. È uno stress, ma questo diciamo, è un esempio. lo sport a sì, certi livelli. Evidentemente a seconda dello sport, quindi quando si parla di attività fisica si parla di attività fisica in natura, si parla di non sedentarietà, si parla di nell'ambito del movimento, nell'ambito soprattutto dei ritmi della natura, e questo è un punto in comune un po' a tutte le zone blu. Evidentemente le relazioni sociali, la struttura della società in cui viviamo, l'andamento dei ritmi della vita sono un po' più complessi da andare a toccare. Io ricordo che lo studio più antico, più lungo della storia della medicina moderna, che si chiama The Adult Development Study, è stato inaugurato nel 1924 ad Harvard e ha seguito 300 bambini ricchi che poi sono diventati tutti, si chiamano fasoli, insomma, perché diciamo tutti allievi proprio di Harvard, e 300 bambini poveri di Boston che sono stati seguiti lungo tutta la loro vita. C'era anche JFK che è uscito dallo studio in quanto assassinato, però diciamo era uno dei 300 bambini ricchi. Lo studio si è concluso 7 anni fa e gli scienziati sono morti durante è uno studio molto lungo, però possono succedere tante cose. Ha stabilito con una forte solidità statistica che la qualità delle amicizie e la qualità del matrimonio, cioè della compagna che abbiamo o del compagno che abbiamo accanto, sono tra le variabili che maggiormente impattano sulla qualità del nostro invecchiamento cerebrale e in modo meno solido del nostro invecchiamento in generale. Sento che dal pubblico alcuni... Questo non vuol dire solo che una compagna buona ci aiuta, vuol dire una compagna, un compagno non buono peggiorano le possibilità di invecchiare bene. Bisogna guardare tutti e due i lati della medaglia. Credo di interpretare, però insomma, nel così caso positivo, ed è questo è un elemento molto importante, l'interpretazione è che riuscire ad appoggiarsi sugli altri rappresenta uno dei modi migliori per attenuare gli effetti negativi dello stress e trasformare anche stress potenzialmente negativi in quello che viene chiamato scientificamente eustress, cioè uno stress positivo, quello che stimola l'adattamento del nostro organismo. Questo aspetto ci si può lavorare tanto, però obiettivamente è meno trasferibile da un punto di vista di una regola di vita, è anche legato al caso, a dove nasciamo e quello che in qualche modo ci circonda in maniera casuale. L'alimentazione è sicuramente una variabile molto più modificabile e devo dire che le zone blu ci hanno insegnato tantissimo da un punto di vista di qual è la corretta strada da seguire in una logica di supporto del nostro invecchiamento. E lì poi c'è sempre l'aspetto genetico, che in qualche modo, anche se fosse solamente il 10%, un impatto ce l'ha, soprattutto poi da un punto di vista della capacità di gestire alcuni tipi di approcci alimentari.
però delle regole le abbiamo più o meno estrapolate. Generalizzare è terribile, È cioè ovvio, è vero è ovvio, che ma funziona, infatti io mi funziona scuso, televisivamente. non voglio però, che generalizzi. però Cosa hanno in è il grosso comune problema allora, le alimentazioni delle sì, Blue Zone? allora una cosa la possiamo dire ed è abbastanza realistica e valida per i grandi numeri. Poi diciamo che ci sono sempre delle variabili individuali che non cascano in questa, però possiamo dare una regola di base. Ed è un punto in comune a tutte le zone blu ed è un punto in comune anche a non zone blu ma zone di, come dire, invecchiamento in salute, a cominciare dalle aree dove è stata studiata la dieta mediterranea ai tempi di Ansel Keys. Poche calorie, quindi non vuol dire digiuno o restrizione calorica, vuol dire non eccedere in una dieta ipercalorica, è una buona regola in termini di sostegno alla nostra salute. E questo è un dato obiettivo, perché la riduzione delle calorie, cioè un basso quantitativo di calorie, attiva, diciamo, da un punto di vista biochimico tutta una serie di segnali che supportano la salute, quindi non si tratta solamente del grasso che porta a infiammazione, c'è tutta una serie di meccanismi che supportano la longevità. Quindi questo aspetto, che in Okinawa ce lo dirà Craig, è un aspetto molto pregnante della dieta, è una prima regola generale che possiamo in qualche modo con una certa, diciamo, unanimità sostenere, esatto, da un punto di vista scientifico. E questa è una base. Poi questo è un aspetto importante che ci tengo sempre a dire, in qualche modo è passato come messaggio. Ne abbiamo fatto addirittura una branca della ricerca che si chiama Positive Nutrition, che vabbè, come sempre tutti i brand sono un po' marchettari, però tendenzialmente cosa sta a dire? Quando pensiamo alle diete, intuitivamente pensiamo a un approccio deprivativo, cioè ci preoccupiamo delle cose che fanno male. E in effetti ci sono cose che fanno male. E cerchiamo i cibi certo. senza qualcosa. Esatto. Diciamo che una delle cose che ci ha insegnato lo studio delle popolazioni longeve è che aggiungere le cose che fanno bene spesso è molto più importante, cioè l'introduzione di alimenti positivi, cioè in grado di attivare meccanismi di longevità, è una delle cose che di fatto sostiene la qualità del nostro invecchiamento. E qui potremmo fare le liste, cioè quali sono gli alimenti positivi. Allora, prima cosa, i grassi buoni. Noi abbiamo demonizzato per anni nel mondo della nutrizione i grassi. Adesso demonizziamo i carboidrati, probabilmente anche lì si sbaglia un pochettino, sicuramente c'è carboidrato e carboidrato, sicuramente ci sono aspetti della biochimica legati ai carboidrati che accelerano alcuni processi collegati all'invecchiamento, ma sui grassi abbiamo capito che ci sono grassi che non solo non fanno male, ma fanno molto molto bene, perché sono la base di una serie di sostanze che non servono solo a dare energia, ma servono a far funzionare la nostra biologia. E poi, se non sbaglio, alcune vitamine, per esempio, sono liposolubili, quindi... Molte vitamine sono liposolubili, è vero che la più importante delle vitamine liposolubili, che è la vitamina D, ce la facciamo da soli a partenza del colesterolo, che tutti pensiamo che faccia male, tanto male, e poi in effetti ci serve tantissimo, quindi anche lì ci sarebbe tanto da dire. Ma voglio tornare ai grassi buoni. Questo è un punto in comune un po' alle zone blu ed è legato al mondo degli acidi grassi che noi chiamiamo poliinsaturi, è un nome un po' complesso, ma per capirci, perché lo sanno tutti, sto parlando degli omega 3 e degli omega 6, cioè degli acidi grassi essenziali che noi non siamo in grado di fare, ce lo fanno i vegetali per noi. Poi li assumiamo anche negli animali che hanno mangiato i vegetali, per esempio i pesci che hanno mangiato il fitoplancton, le alghe, quindi gli omega 3 vengono dal pesce, ma il pesce esattamente come noi non è in grado di fare omega 3, lo mangia dalle alghe. Torno al mio libro fantastico sul mondo delle alghe. Sì, infatti poi ti faccio al volo anche una domanda proprio sulle alghe. Va bene, però in Sardegna non si mangiano alghe e non si mangia neanche tanto pesce sulle montagne dell'Ogliastra. Però scusa Giovanni, il prosciutto, quello c'è dei maiali bradi, quel grasso è un po'... Maiali bradi e gli ovini, che sono una fonte straordinaria di acidi grassi molto particolari, che anche se appartengono alla categoria degli omega 6, che spesso sono correlati ai mediatori dell'infiammazione, quindi sono sacrosanti, servono moltissimo, ma a volte sono addirittura, come dire, eccessivi nella nostra dieta, perché sono molto presenti nei semi poveri, cosiddetti l'olio di girasole, l'olio di semi. Negli ovini hanno una conformazione un po' diversa, si chiamano acidi coniugati all'acido linoleico, e hanno
delle capacità straordinarie di gestire massa muscolare, peso corporeo e probabilmente di mediare in maniera positiva i processi infiammatori che sono parzialmente alla base dell'invecchiamento. Questo è molto interessante, quindi ovini e anche i prodotti del loro latte, quindi i formaggi? Assolutamente sì, noi pensiamo sempre che il formaggio sia una cosa un po', diciamo, non completamente sana, anche lì c'è formaggio e formaggio. Ora, io sono professore all'Università del Molise, scusate, faccio una cosa che taglio un attimo fuori da questo contesto, ma lo devo dire. In Molise, come in altri paesi d'Europa, tra cui per esempio, non lo sapevo neanche io, la Finlandia, c'è una cosa che si chiama transumanza. I tratturi, cioè il passaggio degli animali è stato studiato all'inizio e alla fine e praticamente cambia la qualità del latte degli animali in funzione di quello che hanno mangiato. All'inizio non è il massimo della vita, alla fine è una cosa straordinaria per la salute. In alcuni luoghi fortunati, come nell'Ogliastra, è sempre, sì, lo so anche che c'è, da noi. sì, ma dico i percorsi e soprattutto ciò che Prossimo mangiano. documentario di Pietro Mereu lo vogliamo sulla transumanza. Sto girando un documentario Ho detto dove c'è una anche cosa una gravissima, transumanza che però viene sì, fatta sì, dall'Acconi però. a Desulo ed è la Stupendo. più lunga che c'è in Sardegna, Bene. sono 50 km. Ecco, un mondo straordinario su cui ho lavorato tantissimo anche da un punto di vista scientifico è quello delle sostanze fitochimiche, cioè la straordinaria quantità di composti contenuti nelle piante che noi mangiamo e che sono non nutrienti, cioè non servono a fare né materia né a dare energia, ma sono dei modulatori della nostra biochimica. Mi riferisco al mondo straordinario dei polifenoli e dei carotenoidi, queste due categorie di sostanze vastissime. Pensate che i polifenoli è un nome che non tutti forse conoscono, però se ne parla tanto, che include diciamo, sostanze di cui abbiamo sicuramente sentito parlare anche nel contesto della longevità. Uno dei più famosi è il resveratrolo, tutti avranno sentito parlare Sì, perché teoricamente è contenuto un po' nel vino rosso. Poi per raggiungere degli effetti significativi Dovete essere sbronzi abbiamo dalla fatto mattina. vari calcoli, ma in un vino buono come quello sardo, che ha ad alto contenuto di resveratrolo tra l'altro, diciamo l'idea per raggiungere i 50 milligrammi è di bersi almeno 20-30 litri di vino al giorno. Quindi Stasera si non potrà fare esageriamo dopo col le resveratrolo. Possiamo provare stasera, soprattutto Sì. noi ce la faremo, ma avevano una dimostrato sera. Questo col dovrebbe essere ogni resveratrolo giorno. la longevità dei moscerini che stavano nel E vino molto più dei proprio. Sì, moscerini. sì. Un nostro collega Sì, che sì. si chiama David Sinclair ci ha fatto una sua carriera, adesso si è buttato anche sul mercato su sta storia, perché di fatto è stato il primo mimetico della restrizione calorica, cioè una sostanza che è in grado di mimare gli effetti positivi della restrizione calorica proprio in termini di longevità. Però è una famiglia molto ampia, molto ampia, e tantissime piante di cui noi diciamo, ci nutriamo in maniera diretta o indiretta. Torniamo al discorso, la volta scorsa ci fu una battuta, ora non mi ricordo se era il medico del centenario, era in una scena del documentario in cui c'era un centenario sardo che diceva: io non ho mai mangiato frutta e verdura nella mia vita, ma ho mangiato la carne di animali che hanno mangiato tonnellate di verdura, e in qualche modo è una cosa molto saggia, perché i principi si sono concentrati all'interno di quei prodotti. Una sorta di proprietà transitiva. Allora questo caratterizza di nuovo molte aree ad alta longevità e sicuramente le zone blu. Nutrirsi con molte sostanze derivate dal mondo vegetale è sicuramente un'altra regola molto interessante. Poi molti sardi lo fanno relativamente, però mangiano, diciamo, animali che se ne nutrono moltissimo. E allora parliamo di fattore genetico. No, prima un passo indietro. Come dal Canada e i tuoi studi a Toronto sei arrivato ad Okinawa, caro Craig? How did you arrive in Okinawa after studying along in Toronto? By air. Thank you for being here. Oh, well, thank you, Thank you. for Thank having you. me. It's a privilege to speak to you. It's a privilege to be here. I'm very happy to be. It's my first time to Sardinia. Ah, your first time in Sardinia? First time. You started in a great place, great experience, of course. So, how did you start in studying longevity? I was What's your working. experience? I was at the University of Toronto. I was working with a pretty famous professor by the name of David Jenkins. Tra parentesi, ecco, ha iniziato a studiare a Toronto con un luminare, insomma, molto famoso, che è David Jenkins, che peraltro è colui che ha scoperto l'indice glicemico, quindi parliamo davvero di studiosi di questo calibro.
some of you might know his name. He's the developer of the glycemic index. His supervisor was Hans Krebs, who discovered the Krebs cycle. He came from Oxford University, very English, but a great scientist. So he funded me and my twin brother to come to Okinawa to do a research project between University sì, perché of Toronto. di Wilcox non ce n'è uno, sono due gemelli, quindi dice questo grande scienziato mi ha cooptato, voluto nel suo team e ha chiesto a me e al mio gemello di partire per Okinawa per continuare questi studi. So I was that was a long time ago. Tanto tempo fa. Almost 30 years ago. I was a young graduate student, very passionate about research and life in general, and I met a very passionate Okinawan woman. Quindi uno studente appassionato ovviamente non solo della materia che studiava, ma anche di come delle donne di Okinawa, quindi anche giovanissimo si è subito trovato bene anche ad Okinawa. She was a nurse, and so we were both interested in healthy aging, longevity, public health. Quindi si è occupato di salute pubblica, non solo di invecchiamento, ma appunto di invecchiamento in salute. E proprio è rimasto lì, infatti poi ha sposato una donna di Okinawa e quindi vivono lì e continua non solo a approfondire queste tematiche, ma a insegnarle all'università. Tell us something about FOXO. What is this? FOXO, there's 4 isoforms, but FOXO3 is a longevity gene that was fairly well known in animal research. But what we did is we looked at it in human beings, and we discovered that it was very, very strongly associated with longevity in human beings. Quindi è ovviamente un gene che hanno prima isolato, studiato negli animali e poi hanno visto che c'era anche una grandissima similitudine con quello degli esseri umani. So there are different versions of this FOXO3 gene. There's the longevity version, and then there's the average version. Everybody has the gene, but not everybody has the supercharged longevity version of the. Quindi non tutti hanno questo gene, come dire, che ha dei superpoteri, no? Tutti hanno il gene della longevità, ma non tutti con questa carica. La versione super. La versione super. Esatto. So we discovered that if you have the longevity allele, the longevity version of this gene, that you would live 2 or 3 times longer than you'd have 2 or 3 times the chance of living to the age of 100 than somebody who did not possess the longevity version. Okay, quindi hai il doppio, addirittura il triplo delle possibilità di diventare un centenario. So, say for example in this room, in the Italian population, it was also found to be very closely connected to longevity, but say 1 in 3 people in this audience will have the longevity version of FOXO. Solitamente l'associazione forte fenotipica è legata all'altezza. I FOXO super sono bassi e gli alti hanno scarsa possibilità di diventare centenari. Ma infatti i centenari sono tutti piccolissimi, sì, sono tutti microscopici. Non ne trovi centenari alti. Allora, quando hai la super version, Bravo. anche se non fai una vita L'ha chiamato anche Lion, cioè un No, cioè sì, leone? Sì, nel senso che è bello. Sì, bello aggressive. Anche chi ha la versione non super può attivare FOXO in maniera super, attivando, attuando delle strategie dello stile di vita. Chi ha la versione super, anche se non è proprio perfetto nel fare, ce la fa lo stesso. Possiamo, esatto. we can exercise our genes. Expression, yeah. Genes are, you think of them as the blueprints for protein expression, how the body develops throughout life, but they're not just a blueprint, they're not an inactive. Genes work
in conjunction with environment. So what kind of lifestyle you lead, what kind of environment you live in, very much affects the expression of these genes. Particularly older people are more sensitive to the cold, and they have weaker immune systems, and they are more, when they go, for example, just hypertension or dying of high blood pressure, that goes up in the wintertime. Quindi influisce anche sulla pressione sanguigna, chiaramente. Your joints hurt, everything hurts. Fanno male come si chiama? Ora non mi viene in italiano, le articolazioni, ecco, certo, le articolazioni. Beh, questo è abbastanza chiaro. But you know, that's one thing that Okinawa and Sardinia seem to have in common. The other is the healthy diets. They're plant-based. There's a good balance between, say, the intake of meat products and fish products, and a lot of green leafy vegetables, a lot of legumes, beans, products from the sea, as you said. What they say in Okinawa is a child should bring a bento, a lunchbox to school, and it should have something from the mountains and it should have something from the sea. Leggendo la letteratura scientifica, la dieta delle zone blu viene presentata come se fosse, se non proprio vegetariana, ma semi-vegetariana, cioè con una prevalenza, esatto, plant-based diet, cioè una dieta basata prevalentemente sui vegetali, e invece il contributo delle proteine dovrebbe essere, a parte le proteine che vengono dal pesce, minoritario. Però ci sono delle differenze anche da regione a regione. Per esempio in Sardegna, allora, non dimentichiamo un concetto a cui io tengo particolarmente, cioè la longevità trova la sua massima espressione nella zona montuosa, cioè nell'Ogliastra e parte della Barbagia, abbiamo detto. Nel resto della Sardegna, per esempio, mi spiace doverlo dire, ma nella zona intorno a Cagliari la longevità non è particolarmente eccezionale, cioè è del tutto sovrapponibile a quella che troviamo nella penisola italiana. Allora, la longevità, almeno inizialmente era questa l'impressione, nasce come un fatto territoriale, cioè un territorio si associa. Ecco perché i miei amici, chiamiamoli così, colleghi genetisti, dicevano: ah sì, ma ecco perché la longevità la trovi in Ogliastra, perché l'Ogliastra ha una genetica diversa dal resto della Sardegna. Però siamo sicuri che è solo così? Cioè può darsi che la particolarità dell'Ogliastra e della Barbagia non sia tanto nella genetica, o meglio, oltre che nella genetica, è anche in un territorio che produce, per esempio, degli alimenti. Allora, adesso abbiamo uno studio in corso con il collega Pirellas e con il professor Ballero, che è un esperto di piante. Allora, in realtà si sapeva da molto tempo, però siamo riusciti a mettere a fuoco il fatto che nell'Ogliastra c'è la più alta biodiversità, non soltanto della Sardegna, ma anche italiana. Cioè, cosa vuol dire biodiversità? Significa che le diverse specie vegetali che nascono in quel territorio hanno una variabilità superiore a quella di altre regioni. Sì, addirittura c'erano quante piante per metro quadrato? Sì, esatto, abbiamo fatto proprio quel calcolo, abbiamo mappato, infatti adesso pubblicheremo delle mappe che sono eloquentissime perché fanno vedere come il numero di piante per chilometro quadrato è più alto che nel resto. Se noi teniamo conto del fatto che una grande varietà di piante significa grande varietà dell'alimentazione animale, perché in un territorio che si basa sull'allevamento del bestiame, dove naturalmente le capre, le pecore soprattutto, ma anche i grandi animali, si nutrono di tante piante, hanno una maggiore probabilità di nutrirsi di biocomposti molto utili. Quindi noi, quando mangiamo la carne o beviamo il latte o i prodotti di trasformazione del latte, cioè il formaggio di questi animali, stiamo noi stessi introducendo delle molecole molto utili dal punto di vista salutistico. Benissimo, infatti alla fine mi sembra di capire che per quanto importante sia la genetica, possiamo metterci del nostro e magari scegliere anche un'area particolarmente vocata dove sia più facile trovare prodotti in linea che rispettino la natura. Se posso permettermi, quello che ho notato però in comune alle due isole è questo. Però c'è per esempio una cultura della carne suina
che ho trovato anche a Okinawa, cioè, ripeto, Assolutamente. io andavo lì probabilmente con un pregiudizio, cioè ma questi mangeranno essenzialmente vegetali, piante, però andando lì ho notato una cultura addirittura della carne di maiale, non soltanto della carne intesa come muscolo, ma anche per esempio delle frattaglie, del fegato, no? Cioè, questo storicamente, e mi è stato spiegato che questo è stato reso possibile in seguito all'introduzione della patata dolce da parte dei portoghesi nel XVII secolo. Con le patate dolci hanno potuto alimentare gli animali e quindi è partito l'allevamento del... Ecco, quindi, siccome la stessa cosa poi l'ho trovata a Nicoya, sarei quasi tentato, naturalmente è un po' eretico affermarlo in maniera perentoria, però che almeno 3 delle 4 zone blu sono caratterizzate da questo consumo non trascurabile di carne suina che sembra un po' diciamo di no? animali a loro volta alimentati in maniera sana Ecco, e naturale. quello che diciamo e spesso. Infatti mi dai il caro PES per preannunciarvi che proprio avremo anche tra gli assaggi che ci aspettano del maiale, e mi piace anche vedere come Okinawa, Sardegna, così lontani, diventano così vicini a tavola, quando grazie come dire, al talento, alla creatività e alla maestria di chi poi questi prodotti li deve non solo selezionare ma anche cucinare, diventano ancora più vicini. E quindi hanno fatto qui Il gli chef assaggi. Roberto Cabe, però prevalentemente Sì. Roberto Cabe ha fatto un piatto proprio C'è un menù bellissimo. Però è Angelo Serra, dello chef di Isola, che con la sua creatività ha fatto questo bellissimo Esatto. menù, C'è un con menù questa bellissimo. contaminazione tra Sardegna e Okinawa. E mi piace che parli di contaminazione e non di fusion, è un termine che io detesto, perché la cucina fusion non esiste. Perché? Perché è tutta fusion. Qualsiasi cosa mangiamo è nato da un incontro, da un abbraccio, da uno scambio di due comunità che tra di loro si scambiano i prodotti. Perché occuparci di longevità? Ecco, questo è un progetto che la Regione Sardegna ha voluto seguire insieme al nostro ente, il CIPNES. Tutto parte da un accordo di programma appunto tra Regione Sardegna, quindi gli assessorati all'agricoltura, al turismo e all'industria, e l'ente CIPNES attraverso appunto la divisione agri-food e marketing territoriale. Abbiamo voluto raccontare questa terra magica che è la nostra isola, quindi al centro del Mediterraneo, attraverso un percorso diverso dal solito. Quindi non parliamo più solo di mare, ma andiamo verso uno storytelling per raccontare questa terra, che è uno storytelling ricco di esperienza. Ecco, l'esperienza enogastronomica è al centro dei percorsi turistici. Considerate che il 49% dei turisti internazionali selezionano e posizionano l'esperienza enogastronomica tra i driver di scelta della propria vacanza. Esistono mercati come quello americano, dove l'81% dei viaggiatori sceglie la destinazione in funzione delle esperienze da fare, non del luogo. Quindi un passaggio dal turismo dei luoghi al turismo delle esperienze. Ecco, in questo senso l'esperienza enogastronomica. Insula in realtà fa questo. Noi in un percorso diciamo nazionale e internazionale, perché attraverso diverse tappe, quest'anno siamo stati su Zurigo, su Parigi, Amsterdam, adesso proseguirà la campagna di promozione negli Stati Uniti a San Francisco. L'obiettivo cos'è? Raccontare questa terra anche attraverso le nostre produzioni identitarie. Raccontare produzioni identitarie, quindi aprire canali, perché chiaramente la nostra chiave è meno scientifica e più marketing oriented. L'obiettivo è aprire mercati e sostenere lo sviluppo di questa terra e dei sistemi produttivi. Ecco, raccontare a livello internazionale, parlare delle proprietà nutraceutiche appunto del pecorino a pascolo brado. Noi siamo una terra di transumanza e di pascolo brado, abbiamo 3 milioni di capi, siamo più pecore in giro che abitanti, quindi 1.600.000 abitanti, 3 milioni di pecore. Siamo il più grosso produttore di produzioni lattiero-casearie, e le nostre produzioni sono caratterizzate da questo tema del bradismo. Quindi i nostri pecorini sono ricchi di CLA, quindi acido linoleico coniugato, che è un ottimo alleato contro l'ipercolesterolemia. Se andiamo ad analizzare il paniere tipo dell'alimentazione sardo-mediterranea, troviamo il carciofo con le sue proprietà epatoprotettive, troviamo tutta la cultura dei latti fermentati, che sono dei probiotici
alcolici, meglio dell'Actemil, quindi parliamo del Cannonau, che secondo il Queen Mary Hospital di Londra è uno dei vini rossi più ricco di polifenoli. Questo vuol dire che insomma per creare percorsi marketing oriented e portare nel mondo insomma la cultura alimentare sarda parliamo assolutamente di longevità, è un driver affascinante che ci consente di raccontare questa terra. In Insula lo facciamo in questo modo, quindi oggi faremo insieme questo percorso esperienziale, questo piacevole momento di contaminazione tra due isole appartenenti a questo record della Blue Zone, perché comunque noi abbiamo 22 centenari ogni 100.000 abitanti, la media mondiale è 8 ogni 100.000 abitanti, e questo affascina quindi i nostri contatti nel parlare appunto di buona alimentazione. L'esperienza che faremo insieme è una degustazione, appunto un menù di degustazione, uno dei piatti appunto il ramen, che è una zuppa tipica insomma della cultura giapponese, e noi l'abbiamo contaminata appunto con l'associazione col Filindeu, il Filindeu che poi tradotto in italiano è filo di Dio, è una sorta di trama. Vedere questa pasta artigianale fatta dalle nostre artigiane è come vedere un intreccio del tappeto che vedevamo nel filmato all'inizio, perché anche i nostri tappeti vengono fatti sul telaio verticale, quindi questa congiunzione tra le due isole Okinawa e Sardegna è forte. Uno dei piatti che faremo, appunto questa zuppa, associa quindi un prodotto tradizionale della nostra cultura, appunto il Filindeu, un prodotto rarissimo, fatto solo con acqua e semola di grano duro, quindi tutti i prodotti, così come i nostri pani a lievito madre, quindi a basso contenuto glicemico, quindi tutta questa cultura del buon mangiare. Io direi abbiamo il piacere di avervi i nostri ospiti, vi accompagniamo giù e vi auguro a Kentanos in buona salute, perché diciamo bisogna vivere tanto ma in buona salute. Salute, salute e trigo, infatti. E allora concludiamo, vuoi fare tu i saluti? Intanto è bellissimo questo che ha detto, perché il mare, poi alla fine siamo isole, ma il mare non è una barriera, casomai è un elemento che unisce, che porta, che fa viaggiare. Ringraziamo i nostri ospiti, ovviamente, grazie tantissimo, thank you so much for being with us, per essere stati con noi, Craig Wilcox, Giovanni Scapagnini e Gianni Pes che gioca in casa, grazie mille. Io un ringraziamento a Pietro Mereu per aver organizzato, per credere in questo modo di raccontare la Sardegna, con la sua identità fortissima, con la sua cultura, perché i sapori poi alla fine sono anche dei saperi, hanno dietro dei saperi, ed è il modo più goloso per attrarre anche i visitatori. Io ringrazio tutti, ringrazio Eleonora di essere venuta, ci conosciamo da quando siamo piccoli e lei è ormai una grandissima giornalista enogastronomica, insomma è la numero uno in Italia, anche se non vuole dire. Ringrazio chiaramente tutti questi scienziati che ormai sono diventati amici, ringrazio il CIPNES, ringrazio il Consorzio Costa Smeralda, tutti gli sponsor, e vediamo cosa riusciremo a organizzare l'anno prossimo. L'anno prossimo la scommessa è di fare 3 giornate almeno, con una parte anche business oriented, con delle start-up, e probabilmente l'anno prossimo sarà la Costa Rica come ospite. Allora, raccontaci il tuo piatto, che è l'unione tra Okinawa e la Sardegna. Buonasera a tutti, vorrei prima di tutto propongo Hirota Shipei, il mio amico, chef partner, mi accompagna. Lui è un vero giapponese, io sono di Comunità. Come sapete noi siamo dei finger, qui abbiamo un ristorante a Corrucervo e abbiamo indirizzato questo piatto, abbiamo lavorato per 3 giorni pensando di ogni cosa si metteva in più.